Il match point della trevigianità se lo aggiudicano le Pantere dell'Imoco Volley. Le ragazze della pallavolo coneglianese hanno ricevuto il premio alla Trevigianità 2014, riconoscenza attribuita dal Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana DOP nell'ambito della manifestazione Radicchio d'Oro, tradizionale kermesse che si svolge all'Hotel Fior di Castelfranco Veneto. Un premio a delle eccellenze di marca nel segno del formaggio trevigiano per eccellenza. Quest'anno abbiamo pensato all'Imoco, questa squadra che è giovane ma che sta facendo tanto per il nostro territorio, ringraziando anche queste famiglie che la stanno sponsorizzando, perché io credo che investire sui giovani vuol dire investire nel nostro futuro. Qui investiamo nel nostro futuro. All'Imoco Volley il merito di aver saputo rappresentare la trevigianità non solo con le grandi prestazioni fornite nel campionato italiano di pallavolo femminile, ma anche con i valori che da sempre distinguono la squadra. Il mio presidente dice sempre che la nostra società è gestita molto alla veneta, molto proprio come una famiglia. I valori sono importanti e sono quelli che magari in momenti difficili del campionato possono scatenare qualcosa di più che ci permette magari di fare bene, di vincere la partita. E speriamo anche qualcosa di più. Un premio gradito dalle campionesse del team coneglianese che fanno della Casatella un ingrediente ideale per la loro dieta sportiva. È un formaggio che possiamo mangiare, che è indicato, anche perché appunto è abbastanza leggero, quindi anche prima di un allenamento, di una partita va benissimo. Un rapporto ormai consolidato, quello che lega la Casatella Trevigiana al Radicchio d'Oro, evento che premia ogni anno personalità di spicco della società italiana e promuove così le eccellenze agroalimentari della marca. Tra i premiati di quest'anno Don Luigi Ciotti, bellunese da 20 anni attivo nella lotta contro le mafie attraverso l'associazione Libera. Credo che noi trevigiani dobbiamo essere orgogliosi che dalla nostra terra partano persone come lui. L'agricoltura è vita, è futuro, è dignità, bisogna salvaguardarla. Oggi 1000 persone hanno trovato nelle terre confiscate dalla mafia la loro libertà, la loro dignità e quei prodotti sono biologici, pasta, olio, vino, prodotti della terra che hanno una vitamina in più che è quella della giustizia.